Buonasera cari amici e care amiche, stasera parliamo di campagna elettorale, ovvero come ognuno di noi si fa la propria campagna elettorale. Ovviamente non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno perché io sono, come dire, una novellina in questo, però una cosa la voglio dire perché è una cosa che mi ha colpito molto, è il voto di scambio. Il voto di scambio è una cosa oltre che perseguibile per legge, ma è una cosa veramente immorale. Io trovo che promettere un posto di lavoro in cambio del voto sia non solo immorale da un punto di vista appunto dell'aspettativa poi di chi ti dà il voto, ma sia anche controproducente per chi promette il posto di lavoro, perché ci sono talmente tante promesse di posti di lavoro in giro che per soddisfare tutte le promesse bisognerebbe essere amministratore delegato della Telecom. Siccome io qua onestamente di tronchetti provera non ne conosco tanti, siamo giusto, Olbia è una comunità dove ci sono dei piccoli imprenditori di tutto rispetto, imprese edili, cantieri nautici, negozi di famiglia, società ereditate, eccetera, ma riuscire a collocare tutta questa gran massa di disperati, perché sono gente disperata, alla ricerca di lavoro, in cambio di un voto, la vedo molto, molto in salita. Ognuno ovviamente è libero di farsi la campagna elettorale che crede. Io però piuttosto che promettere un posto di lavoro che poi so che non potrò mantenere la promessa, preferirei promettere una cosa tipo che mi impegnerò a non mancare in consiglio regionale ogni volta che c'è in discussione qualcosa che riguarda non solo tutta la Sardegna, ma in maniera particolare il mio territorio. Potrei promettere, per esempio, che mi impegnerei perché la Port Authority ritorni ad Olbia o perché si riapra il tribunale. Ve lo immaginate voi un tribunale che funzioni con tutta la classe di avvocati che ci lavora, i magistrati, i commessi, le imprese di pulizie, le imprese di sorveglianza e tutto l'indotto che questo comporta? Ecco, quelli sono posti di lavoro. Allora, il politico deve fare il suo mestiere, il politico non è l'amministratore delegato della Fiat e non è neanche l'ufficio di collocamento. Il politico si deve impegnare a lavorare perché i posti di lavoro si creino in una economia sana. Ecco, questa è una promessa che forse è ancora più difficile che promettere un posto di lavoro, però è una promessa giusta. Sardi Liberi è qua per ascoltarvi. La promessa è quella di esserci. Ciao.